ain't gonna kill me. This old hammer once killed John Henry, but it won't kill me. Well, it won't kill me now. Ain't gonna kill me. Inside the road, oh, lay inside the road, lay inside the road. John Henry left his hammer, old Cobra in blood, old Cobra in blood, mama, old Cobra in blood. His hammer and carry it to my captain and tell him I'm gone. Oh, won't you tell him I'm gone now? I'm sure he's gone. Take his hammer and carry it to my captain. Tell him I'm gone. Oh, won't you tell him I'm gone now? I'm sure he's gone. And if he'll ask you, oh, where's he running? Tell him I was blind, tell him I was blind, tell him I was blind. If he'll ask you, oh, was he laughing? Tell him I was crying, oh, tell him I was crying now. Won't you tell him I was crying? Well, John Henry left his hammer, oh, Cobra in blood, oh, Cobra in blood now, Cobra in blood. John Henry left his hammer, Cobra in blood, oh, Cobra in blood, down the road. Well, it's hard times now, down onto this land of mine. Well, some people see the devil and think there's a guy that I can trust. Some people see the devil and think there's a guy that I can trust. But to tell it like you did now, mama, sure will be fair and just. Well, it's divide and conquer.
The story's always the same. Oh, the violent conqueror. The story's always the same. It's rich men getting richer, having the poor man to blame. Well, I ain't that smart, but the bar is set so very low. Well, I ain't that smart, mama, now, but the bar is set so very low. Let's current angry people, oh, everywhere I go. There ain't nothing better than a crooked billionaire. Take out the business and put it on the shelf. Oh, there ain't nothing better, mama, than a fucking billionaire. Oh, take care of business on the shelf. Well, it's hard times when the madman leads the blind. Oh, hard times when the madman leads the blind. Well, it's hard times down to this land of mine. Oh, grazie mille, grazie mille. La voce o la chitarra? La voce? Ok. In effetti non vi ho chiesto prima. Ah. Oh, kiss me once, oh, kiss me twice. Give me a taste of paradise. I don't need the blues always on my shoulder. Give me a cold beer as I get older. Oh, my stars, how you undo me. Oh, my stars. Oh, my stars, how you undo. Well, the sun's going down and the sky is different colors. Oh, mama, run here, see the difference. Feel alright by this time, but bad. Oh, mama, run here and help me with these blues. Oh, my stars, how you undo me. Oh, my stars. Oh, my stars, how you now see that spider climbing up the wall. Oh, he's going out there to get his ashes home. Climbing way to the very top. Oh, to teaching them ladies the old spider rock. Oh, my stars, how you
thinking about clothes now. I wanna go home, but I ain't got some shoes and clothes. Well, mama can't gamble, son, well, don't you quit trying, doggone, my bad like so. Well, don't you quit trying. I mean, quit speaking about trying now. That joke is so long, with a long-haired gal of mine. Well, I bet my money and lost it, Lord, ain't so doggone, my bad like so. Lost it, ain't it so? Oh, I hope one day, so. I'm gonna rock across town, catch that southbound Santa Fe, doggone, my bad like so. Oh, that old Santa Fe. I'm going to what they call Loving Town. Well, I ain't seen my shoe in 3 long weeks today, doggone, my bad like so. Oh, 3 long weeks today. I mean, 3 long weeks today. It's been so long, it's like my heart is about to break. Oh, the woman I love, she's about 5 feet from the ground, doggone, my bad like so. Oh, 5 feet from the ground. I mean, 5 feet from the ground. She's a tailor-made woman. She ain't no hand-me-down. I'm gonna run across town, catch that southbound Santa Fe. Doggone, my bad like so. Oh, that old Santa Fe. If you go down there, look around for me. Molto grazie. Adesso provo a elaborare questa richiesta mentre suono degli altri pezzi. Non sarà facile, ma io ci provo. Well, I'm broke and I ain't got a dime.
Today I came to realize I am the last of my kind. I know my papa had heard you even on the time. Was a time my family line was as short as the air. I was the one to count time on. Now I am the last of my kind. If you were a librarian to the earth, on me should play. Don't trees, no there, I am the last of my kind. Don't believe my papa meant for me to be the last of my kind. It seems the Guinness pioneers disappear at the worst time. The librarian to the earth only should place a sign. Trees or care, I am the last of my kind. Spent all of my money, well I ain't got no time for me. Baby, I'm going away, and I'm gonna stay. Honey, you gonna miss me, that's why I'm going away. You called me your honey, spent all of my money, and you think that's funny, that's why I'm going away. You were a true
gonna be rain. Honey, you gonna want me to come back again. There'll be no sunshine, it's always gonna be rain. Honey, you gonna miss me, that's why I'm going away. You called me up on it, spent all of my money, and you think that's funny, that's why I'm going away.
soldier dog. I can lay your legs, dead on a candy stand. I can be your soldier dog, let me be your, let me be your, let me be your candy man. Oh, that's easy.
Beh, no, beh, ci alterniamo. Alternanza di Camilla. No, però tu Camilla, no, facciamo Camilla, così mettiamo questa separazione. Verde, questo che c'è anche Barbara. Allora ci mettiamo qua e Barbara la mettiamo Beh, per forza, in mezzo. siete in maggioranza. Prego. No, però la metà dei Ma Francesco immaginavo. Oh, scusa. Enrico brutto messo non è riuscito. Io speravo almeno stasera di Non è riuscito a trovarlo. Brutto messo niente. telefono, ma Se c'è, nel senso vedi se è il problema di che si. Vabbè, se no iniziamo lo stesso. Partiamo. Iniziamo. Si sente? Vengo da lì. Allora, buonasera a tutte e tutti. Beh, e anche grazie di essere venuti nonostante la serata fredda, piovosa, che non favorisce certo l'uscita di casa. Siamo arrivati al termine di una campagna elettorale piuttosto complicata e impegnativa, ci ha visto presenti in tanti comuni della provincia, oltre che in città, per tutta una serie di iniziative dove abbiamo cercato di riportare il confronto sui temi regionali, perché in questa campagna elettorale si è parlato di tutt'altro e lo abbiamo visto dove chi non ha fatto nulla per 30 anni, perché lo ricordo, la regione Veneto è guidata dal centrodestra da 30 anni, 15 anni di Galan e adesso 15 anni di Zaia, hanno portato a una situazione, oggi era un dibattito dove praticamente il sindaco di Soave, che è candidato con la Lega, diceva mi sono mosso per la provincia ma non si riesce a muoversi da nessuna parte e quindi qual era la ricetta? Facciamo nuove strade e questa era la soluzione. Gli ho detto forse dovresti farti qualche domanda, perché se dopo 30 anni di guida centrodestra, nonostante tutte le strade e autostrade che avete fatto in più, quello che avviene è che non si trova assolutamente nessuna soluzione. Ma il tema della sanità, dove sembra che adesso tutti favorevoli alla sanità pubblica, nessuno responsabile delle cose che non vanno, sono secondo alcuni sparite le liste d'attesa, non ci sono problemi negli ospedali, la sanità pubblica funziona meravigliosamente e poi potremo andare avanti col consumo di suolo, con le attività del sociale, con il lavoro, perché anche questo è un tema importante, con il problema dell'emergenza casa, perché mentre altre regioni fanno piani straordinari per l'emergenza abitativa, che è un problema vero, concreto e che soprattutto dovrebbe essere affrontato, fino adesso la Regione Veneto non ha fatto nulla in questi anni, la Regione Emilia-Romagna per esempio ha presentato un piano da 300 milioni di euro rispetto a questo, e naturalmente l'emergenza abitativa non è solo dare una casa a chi non ce l'ha, è anche dare un posto letto a quelle persone che sono in Italia, magari anche non in maniera regolare, ma che non possono certo, una società civile non può pensare che queste persone possano dormire per strada come capita. Il numero di pasti che vengono serviti dalla Ronda della Carità ormai è nell'ordine, solo nella città di Verona, di 200-300 pasti ogni sera, pasti caldi che vengono dati oltre alle coperte e altro, quindi vuol dire che è un'emergenza vera che deve essere affrontata. Ecco, su questi temi non ci sono risposte da parte del centrodestra, se non ributtarla sempre sull'immigrazione, negare il tema dei cambiamenti climatici, che non esiste, è un'invenzione della sinistra, ritenere che non sia assolutamente avvenuto nulla. Allora, noi abbiamo cercato di fare una campagna sui contenuti. Come candidati e candidate abbiamo lavorato sui temi veri della Regione Veneto, abbiamo cercato di portare proposte e progetti che possono servire a far cambiare questa regione. I dibattiti spesso non ci sono stati proprio perché mancava la controparte, perché c'è una scarsa abitudine, come dire, al contraddittorio nell'ambito del confronto politico elettorale. Per fare un contraddittorio di solito bisogna almeno
leggere e studiare qualche dato, capire di cosa si parla e cercare di avere delle risposte concrete. Se poi, come è successo in 30 anni, non hai fatto nulla di tutto questo, diventa un po' difficile sostenere queste cose. Qualcuno dà l'esito per scontato, cioè dice che praticamente rivincerà il centrodestra perché nella nostra regione così è da tanto tempo. Noi siamo convinti che invece si debba intanto lavorare anche in queste ultime ore che mancano, non è vietato anche nella giornata di sabato, ovvero telefonare e parlare con le persone, è vietato fare propaganda elettorale, però credo che sempre di più le persone abbiano bisogno di aiuto nella scelta elettorale, perché quello che abbiamo visto è che ormai la gente è stanca di promesse da parte di chi fa politica, ma soprattutto di chi fa amministrazione, di non ricevere mai le risposte che ha. E quindi la cosa che chiede è di confrontarsi, di parlare, uscire dagli slogan e affrontare i problemi concreti. Quindi l'impegno che sicuramente noi affronteremo anche in queste ore, ma che chiediamo anche a tutti voi, è quello di darci una mano anche in queste poche ore. Non è insignificante, perché anche uno 0, in più può rappresentare il fatto che scatti un seggio in più per Alleanza Verdi Sinistra, e avete visto che questa alleanza sta funzionando in giro per l'Italia, regge benissimo in Parlamento, le posizioni sono univoche su tutta una serie di temi, molto meglio di altri partiti fra l'altro, anche se noi siamo un'alleanza rispetto a quello che succede anche in partiti del centro-sinistra o del centro-destra. Allora dobbiamo dare forza a questa alleanza anche facendo un buon risultato in Veneto, poi vedremo dove scatteranno i seggi eccetera, però facendo un buon risultato, portando in Consiglio regionale un gruppo consigliere di consigliere e consiglieri che sia in grado di fare eventualmente opposizione oppure di amministrare questa regione. Usciamo da una sconfitta epocale nel 2020, Zaia aveva raggiunto il 76%, 41 consiglieri su 51, perché sono 50 i consiglieri regionali del Veneto più il presidente, quindi una difficoltà anche se vogliamo fare opposizione, perché erano 9 consiglieri eletti più il presidente sconfitto dove è prevista l'elezione. Siamo in una situazione diversa, da cui può ripartire un Veneto nuovo, un Veneto che sia effettivamente inclusivo, un Veneto che sia attento alle tematiche ambientali, un Veneto che sia attento alle emergenze vere, che sia vicino alle persone che soffrono, che dia delle risposte nei termini di sanità e sociale. Ecco, questo è l'impegno che ci siamo presi come candidate e candidati, abbiamo cercato di dare il meglio, ognuno insomma con le proprie capacità, le proprie esperienze e altro, non era scontato, e devo dire che sono emerse anche persone che io non conoscevo, perché insomma in questo caso parlo di Camilla perché poi sia Sonia, sia Barbara, sia Marco li conoscevo, ma devo dire che tanto hanno portato freschezza anche alla campagna elettorale, e guardate che non è semplice una campagna elettorale che ci siano persone, perché non è come dire la candidata che abbiamo messo per dire, mi scuso per il termine, messo per dire che abbiamo una giovane o più giovane in lista, perché anche Marco non è vecchissimo, cioè, è un po' passato, però devo dire. Però ecco, cioè nel senso che si è messa di grande impegno in questa campagna elettorale, ha portato avanti tematiche che per me sarebbero anche un po' più complicate, per questo sicuramente per ragioni anagrafiche, molto più vicine a determinati temi anche per le esperienze che ha fatto. Quindi credo che questo sia importante. Sono su Marco, lo conosco da un sacco di anni, sapevo, Sonia la conosco per le esperienze in CGIL, Barbara per le tante battaglie che ha condotto come consigliera comunale a Costermano e per l'impegno che anche adesso sta mettendo sui temi del territorio. Ecco, quindi chiudo, c'ho Albi che mi dice che la sto tenendo troppo lunga, quindi vado a chiudere. Quindi parlate in queste ore, dateci una mano, sarà un risultato importante e quindi poi nei prossimi giorni potremo festeggiare ulteriormente, magari anche in una maniera con più persone e dando finalmente una svolta a questa regione. Quindi grazie e lascio la parola a chi vuole. Intanto grazie, e alcuni di noi, molti di noi erano, come si toglie? Grazie.
Erano in università, quindi credo, come dire, che sia importante sottolinearlo, c'erano davvero tantissime persone. Allora questo, diciamo, sul tema della Palestina, no? Come sapete hanno cercato di impedirlo, e come sempre quando cercano di impedire qualcosa questo dà il là per esserci ancora di più, e quindi credo che questa, diciamo, sia stata una grande risposta. E come Alleanza Verdi Sinistra noi sappiamo che dal primo giorno abbiamo sostenuto la lotta per una Palestina libera, e questo, diciamo, si intreccia anche al tema più generale che abbiamo anche nella nostra regione. Noi stiamo attraversando, ce lo siamo detti in tante occasioni, una fase sostanzialmente di deindustrializzazione. Noi abbiamo degli indici che ce lo dicono chiaramente, sia per quello che riguarda la crescita delle ore di cassa integrazione autorizzate nella nostra regione, e anche per quello che riguarda il calo della produzione industriale, che riguarda sia, diciamo, il sistema paese. 31 mesi su 34 del governo Meloni sono stati di calo della produzione industriale, ma questo riguarda anche la nostra regione. Nel primo trimestre di quest'anno c'è stato un calo del 3,2%. Allora la ricetta della destra è quella o di puntare sul turismo, il che, diciamo, comporta sostanzialmente lavoro povero, e credo, diciamo, che soprattutto le fasce giovanili, ma non solo, siano state in questi anni vittima di questa trappola che c'è stata tesa, lavoro povero, e diciamocelo anche chiaramente, in molti casi anche in nero o in grigio, nel senso che ti fanno il contratto da 20 ore, poi in realtà ne lavori 40, 50, eccetera. E poi l'altra grande strada su cui ci stanno mettendo è quella della cosiddetta conversione militare, e questa è l'altra grande trappola che noi abbiamo davanti. L'aumento delle spese militari è, come dire, sotto gli occhi di tutti. Stanno facendo a livello nazionale, ma questo ha delle ricadute dirette sui territori, una manovrina da 18 miliardi, anche, diciamo, a livello di centrodestra la definiscono una manovrina, perché i soldi devono essere messi nelle armi, e questo significa che avremo un fondo sanitario nazionale inferiore al 6% del PIL. Allora la strada deve essere diversa, non deve essere quella della conversione militare. Noi stiamo facendo questa campagna elettorale nel nome rosso-verde, dicendo che l'unico futuro che ci possiamo dare è quello della conversione ecologica, che conviene al pianeta ma conviene anche all'economia e conviene a lavoratori e lavoratrici. Se pensiamo che 1 miliardo investito nelle armi produce, nella migliore delle ipotesi, 3.000 posti di lavoro, in realtà ne produce meno, perché sono soldi che vanno sostanzialmente all'estero, perché è un settore in cui importiamo moltissimo, e invece 1 miliardo investito nei servizi pubblici o investito nella transizione ecologica produce 15 se non 20.000 posti di lavoro. Allora questa, diciamo, è la strada. Noi la dobbiamo mettere anche in termini chiari alle persone, quello che abbiamo fatto anche nei mercati, e credo, come dire, che ci siano le premesse per fare un bel risultato, ma abbiamo anche una certezza che Alleanza Verdi Sinistra comunque anche dal 25 novembre resterà in campo a Verona, diciamo, a partire dalle persone che si sono candidate, che si sono messe a disposizione, da una rete che è in campo, che è partita, e questo, come dire, non ci porta più indietro nessuno. Per cui avanti, e ci vediamo, come diceva Michele, per festeggiare il giorno dopo le elezioni. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Camilla e voglio intanto ringraziarvi per essere qui stasera, perché, come dico sempre, il vostro tempo è prezioso, il tempo è una risorsa che non ci torna indietro, e investirlo anche solo per essere stasera qui, per ascoltarci, è un segno di impegno, ma è un segno anche di responsabilità di cui noi dobbiamo farci carico per poi agire, appunto, da domani in poi. Mi riallaccio un po' a quello che stava dicendo Marco. C'è una rete che si è creata, ma io in questi giorni riflettevo sul fatto che il lavoro non si ferma alle elezioni. Il nostro lavoro, secondo me, come Alleanza Verdi e Sinistra, inizia da martedì in poi, perché è da lì che dobbiamo comunque continuare il contatto con le persone, la rete, l'ascolto, per poi portare a chi sarà candidato e sarà eletto, insomma, in regione,
le richieste, i bisogni delle persone finché vengano poi attuate, e questo secondo me è molto, molto importante. E questa sera ho scelto di indossare questo, che è un capo palestinese. Ero appunto in università perché la Palestina ci sta insegnando quanto è importante lottare per i nostri diritti. Vediamo sempre di più i nostri diritti sociali, civili, ma anche ambientali, che vengono sempre un po' più frammentati, sempre un po' più impoveriti, e la Palestina ci ricorda veramente che è importante non smettere mai di lottare per i nostri diritti, perché più accettiamo che i diritti vengano un po' sminuiti, indeboliti, più diamo adito a un nuovo percorso di mancanza di diritti e di vuoto che diventa normale piano piano. Cosa volevo dire? Ah sì, ecco, un'altra cosa, sempre per allacciarmi a quello che poi stava dicendo Marco, su cui ho riflettuto in questi giorni come Alleanza Verdi Sinistra. È un'alleanza che riunisce due temi molto importanti per la regione, ma anche poi a livello nazionale e a livello internazionale: il tema della giustizia sociale e il tema della giustizia ambientale. Io nel mio lavoro ho visto come siano due temi totalmente collegati. Se non c'è giustizia ambientale non ci sarà mai giustizia sociale, e se non c'è giustizia sociale di conseguenza è molto più difficile riuscire ad ottenere la giustizia ambientale. E questo è qualcosa che secondo me rafforza l'alleanza, su cui possiamo veramente continuare a lavorare, su cui abbiamo puntato molto anche durante questa campagna, ovviamente come diceva Michele, rapportandolo poi al nostro territorio. Viviamo momenti molto difficili, abbiamo visto tutti nelle scorse settimane l'aumento della disinformazione, l'aumento anche della mancanza di fiducia delle persone, e per questo appunto io dico il nostro lavoro comincia anche da martedì in poi per cercare di collaborare con le persone, di far capire che la politica è ancora importante, che la politica è necessaria e che veramente domenica e lunedì abbiamo un potere in mano che ci può permettere di cambiare le cose per i nostri bisogni reali, per quello che può creare la regione per tutte le persone del Veneto, affinché appunto i loro diritti, i loro bisogni vengano effettivamente rispettati e vengano avvalorati il più possibile. Quindi ecco, io mi fermo qui, lascio la parola alle altre candidate e ci tengo appunto a dire che l'impegno di questi giorni è anche riuscire a far capire l'importanza del voto, perché è fondamentale. Che si voti la nostra alleanza, cosa che io spero no, le persone devono ricominciare ad avere speranza nel voto, speranza nella politica, e un buon lavoro fatto dall'Alleanza Verdi Sinistra secondo me può contribuire anche a questo. Anche questo. Io sono Sonia Giorietto e voglio dire che la mia attività sindacale è finita nel momento in cui, o forse nemmeno, nel momento in cui sono andata in pensione, ed ho subito cominciato ad occuparmi di politica entrando in Sinistra Italiana, Alleanza Verdi Sinistra. Devo dire che questa campagna elettorale è stata veramente vissuta con molta intensità e molta energia da parte di tutti, non solo i candidati ma anche tutti i nostri iscritti, i nostri amici, insomma, che ci hanno veramente dato una mano, e io sono convinta che questa comunità che abbiamo creato nel momento appunto della campagna elettorale debba continuare per far funzionare meglio la nostra attività politica. Abbiamo bisogno di avere persone vicine che ci danno una mano e che ci ispirano anche per le richieste che noi dovremo fare in regione, sia che avremo questa bella possibilità di avere qualche nostro rappresentante all'interno del Consiglio regionale, e sia che insomma la situazione non sia proprio brillantissima. Il nostro lavoro lo dovremo fare comunque, non ci fermeremo, abbiamo dato prova di essere capaci e questa cosa insomma va ribadita e va potenziata. Io sono molto felice di vedere che nelle varie riunioni, nelle attività che abbiamo fatto ci sono
parecchi giovani, parecchie ragazze e ragazzi che ci hanno veramente aiutato perché hanno, come dire, il dono della tecnologia, oltre che essere motivati. E questa cosa fa ben sperare, perché noi dobbiamo cercare di coinvolgere appunto tutta questa generazione che magari era un po' lontana dalla politica. Io penso anche che le folle oceaniche che abbiamo visto nelle piazze per ribadire la nostra vicinanza al popolo palestinese abbiano in qualche modo anche sensibilizzato tutti i temi politici che abbiamo di fronte. E quindi io ho speranza, insomma, che questa volta l'astensionismo non sia così grave come si è sempre dimostrato in questi anni. Per cui, come diceva Michele, esortiamo tutti voi che siete qui stasera, ma anche i nostri parenti, amici con i quali abbiamo occasione di discutere nelle ultime ore, di andare a votare, perché non si può rinunciare a questo diritto fondamentale e l'astensionismo, purtroppo, l'abbiamo capito, è una parte di elettorato che si era staccato un po' dalla sinistra, perché le responsabilità non possiamo neanche nascondercele, insomma. Forse alcune soluzioni che noi abbiamo proposto non erano così, io dico sempre la parola radicali, come magari invece gran parte della popolazione si aspetterebbe. E quindi dopo viene fuori il discorso qualunquistico di tanto siete tutti uguali, non cambia mai niente e quindi noi non andiamo al voto. Non è vero, perché c'è una parte della sinistra, io credo che noi siamo qui a rappresentarla, che invece crede nelle cose in cui afferma e nelle battaglie che sta portando avanti. Per parlare dei problemi del Veneto, che è stato amministrato per 30 anni, come giustamente avete già ribadito, dalla destra, e che ora pare che non abbiano nessuna responsabilità su tutte invece le vicende dolorose che stiamo vivendo, non ultima quella della sanità, che io metto sempre al primo posto, perché forse è quella che maggiormente le persone vivono sulla propria pelle, nel senso che abbiamo code lunghissime per fare visite mediche o esami diagnostici, c'è un cittadino su 10 è stato valutato che non si cura più, perché appunto le attese sono troppo lunghe e poi se uno deve fare le visite a totale carico suo sono talmente alte che non si riesce ad affrontare la spesa, perché dobbiamo anche ricordare che noi abbiamo salari tra i più bassi d'Europa, abbiamo perso il 7,5% del potere d'acquisto, siamo fermi al palo da 8 anni e quindi anche la situazione lavorativa è veramente tragica. Il 12 di dicembre i sindacati hanno organizzato questo sciopero generale che io spero sarà veramente partecipatissimo, perché dobbiamo dare un segnale forte a questo governo che le cose così come stanno pensando di portarle avanti non vanno assolutamente bene. Cioè qui ci si stanno prendendo in giro, abbiamo a bilancio centinaia di miliardi per le armi, perché ce lo chiede l'Europa, ormai questa frase, no, ce lo chiede l'Europa, è diventata il mantra che ci perseguita ormai da parecchio tempo e noi a questa cosa ci dobbiamo opporre in maniera fortissima. Io sono convinta che la popolazione tutta, o perlomeno la stragrande maggioranza degli italiani, è contraria a pensare di armarsi per affrontare una nuova guerra. Noi abbiamo vissuto fortunatamente 80 anni di pace e dobbiamo continuare su questa linea. Se l'incapacità di fare politiche di come si dice politiche tra gli altri stati per mettersi d'accordo, no? Di diplomazia, non mi veniva la parola, politiche diplomatiche, la colpa è solo nostra, insomma, ed è di un'Europa che non ha saputo affrontare la gravità della situazione che invece lo richiedeva. Io non saprei quale altre cose, mi fermo qua e al voto e cerchiamo di farcela.
Buonasera a tutti, allora sono Barbara Gelmetti e la mia esperienza politica è nata direttamente in ambito di un consiglio comunale, perché sono stata eletta, ho fatto con la consigliere comunale per 10 anni a Costermano, non avevo nessuna esperienza politica, però mi sono buttata subito a dover affrontare le problematiche del comune, erano quelle principalmente sull'urbanistica e gestione del territorio. E questo è stato il mio impatto, ho iniziato a imparare cosa vuol dire gestire un territorio e quindi anche lì dopo si entra pian pianino in politica e si vede cosa vuol dire fare politica. La zona in cui vivo è nel Garda, nell'entrogarda gardesano e gardesano. È difficile fare politica perché lì sembra che la cosa più importante sia quella solo di far soldi e di lavorare senza occuparsi di quello che c'è oltre la politica, non solo gestione del territorio che sicuramente è importantissimo, ma la sanità, sono tutti i temi che ciascuno dei candidati qui ha presentato, la politica, gestione del territorio, il trasporto che è sempre più grave, quindi nelle problematiche concrete. Non si sta facendo, non si è fatto niente fino adesso, però sembra che quasi tutti siano comunque convinti che Zaia era la soluzione di tutto, ma sappiamo che non è così. Quindi penso che sia importante riportare la politica cioè che la politica sia un aspetto positivo, cioè che sia che la gente deve capire che non è simbolo di potere come sembra, oppure gestire solo le posizioni, ma è proprio quello di affrontare le problematiche, che ce ne sono parecchie, e cercare di risolverlo in modo più opportuno. Quindi penso che sia importante, soprattutto anche nella nostra zona, di cercare di diffondere di farsi sentire, di essere presenti come lo si è stati in questo periodo di campagna elettorale, di proseguire ad essere presenti parlando di politica e di queste problematiche, altrimenti la gente resta assuefatta e chiusa nelle proprie case, nei propri interessi. È un compito difficile perché appunto è l'epoca anche quella della chiusura, però penso che sia necessario ripresentarsi nuovamente dopo le elezioni e iniziare a seminare e portare avanti queste tematiche importanti. Grazie, per me è stata una campagna breve però comunque intensa, quindi cerchiamo di sfruttarla fino all'ultimo. Grazie. Allora adesso fra poco arriverà Cristina Guarda, che è europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, che viene a chiudere la campagna elettorale con noi. Sicuramente affronterà alcuni temi, penso all'emergenza PFAS di cui qualcuno ha parlato, cioè una grande parte della provincia di Verona, Padova e Vicenza sono con l'acqua inquinata, e c'è stata recentemente la prima sentenza, la sentenza di primo grado sulla Mitemi, che era la ditta che lavorava e che si occupa ancora della lavorazione su questo territorio, e credo che sia importante sapere anche cosa sta succedendo, quali sono i pericoli per quanto riguarda la salute e altro. Dopodiché c'è un altro tema di cui non abbiamo avuto modo di parlare, ma non ve ne parlo adesso, ma bisognerà tornarci, quello della legalità. Verona è stata oggetto ancora una volta di un servizio di report sulla presenza radicata dell''ndrangheta sul territorio veronese. Esponenti di centrodestra, Stefano Casali, Davide Michele e sopra tutti questi sempre Flavio Tusi, dove praticamente si è assistito e si è parlato di voto di scambio, quindi la possibilità di essere eletti per poi fare opere. Poi è emersa la vicenda della scuola di Lavagno, scuola costruita, come dire, che mai utilizzata perché piove dentro da quando è stata costruita, e dove ad oggi non sono state accertate le responsabilità, e soprattutto chi l'ha costruita era un imprenditore già come dire, collegato all'attività 'ndranghetista, e soprattutto
soprattutto anche aveva delle interdittive antimafia, quindi non avrebbe potuto lavorare con la pubblica amministrazione. Capire come questo ha potuto farlo, speriamo che la magistratura decida di intervenire su questo. Poi noi adesso lasciamo spazio a Michele Bomba Atomica, che è il cantante, che è bravo e che merita un grande applauso, e che continuerà a suonare per noi nella serata, e nel frattempo è stato preparato, vedo che c'è Pier Antonio Framba che sta lavorando alla Cremente, c'è un buffet a disposizione ed altro, e poi insomma nel giro credo di 15-20 minuti sarà presente anche Cristina, al quale poi chiederemo un intervento che sarà nell'ottica della serata, quindi non la facciamo assolutamente lunga, pensiamo di riposarci per poche ore delle fatiche elettorali e poi riprendiamo. No, ma anche dopo, come dicevo, anche dopo, perché domani non c'è un divieto di parlare con le persone, quindi, e poi di riprendere nelle prossime ore, nei prossimi 2 giorni, per fare in modo che questo risultato sia un risultato importante e che consenta all'Alleanza Verdi Sinistra di essere presente in Consiglio regionale e soprattutto di poter portare avanti quelle politiche di cui si parlava, un po', insomma, abbiamo cercato di accennarle, ognuno con le proprie esperienze e la propria storia, quindi insomma dai temi della pace ai temi del lavoro, ai temi del territorio e dell'ambiente, salute, mobilità, situazione dell'entroterra, di tutto il territorio veronese, insomma, quindi non manca sicuramente il lavoro, e facciamo in modo che si conclude la campagna elettorale ma continua il lavoro politico sul territorio per fare in modo che Alleanza Verdi Sinistra diventi non una presenza sporadica ma sia una presenza continua sul territorio veronese. Grazie, diamo spazio alla musica e siamo qui con voi. If I should take a notion, jump right into the ocean, nobody's business but mine. Ain't nobody know their business how my baby treats me, nobody's business but my own. If I go to church on Sunday, then drink all day Monday, nobody's business but mine. Ain't nobody doggone business how my baby treats me, nobody's business but my own.
notion to jump right into the ocean. Nobody business but mine. Ain't nobody dirty business out my baby treats. Nobody business but my home. Ain't nobody business but my home. Wife, I'm saying, and tell you so.
from Oregon to the Mexican line. Boy, let me tell you, these women are fine. If you don't hang around there very long, no one even know you're gone. Oh, roll it out, roll it in. Here we go down the road again. If there's fire, if the people's white, they'll say it again.
used to know on me. I never no friend I used to know. And your papa's dead and gone, and your sister's all gone wrong. And your daddy needs you home right away. Oh, right away, baby. Your daddy needs you home right away. Shirt on my back, not a penny to my name, and I can't go home this way, oh this way, honey, baby. Can't go home this way. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can't hear that whistle blow 100 miles, 100 miles. Can't hear that whistle blow 100 miles. Used to tell my mama sometimes, you them riding blind. I'm gonna make me a home in the way, babe. I'm gonna make me a home in the way. But I don't like it in the way. I wanna go back home again. And I want these away, oh these away, babe. And I can't go home these away. Well, I was young when I left home, and I started rambling around. Well, I never wrote a letter to my home, babe. But I never wrote a letter to my home.
But I won't make you always. No sun gonna shine on my back door someday. I'm gonna lay my head down to some long railroad line. That's a good time freight, good old freight train passing by my mind. Well, it's travel, oh travel, travel on my way to mine. Oh, God forgive me, I'm gonna travel in my mind. Down in mine, I'm so blue, but I won't make it blue always. Well, the sun's gonna shine on my back door someday. Grazie mille, facciamo una piccola pausa.
Prova. Scusate, se visto che c'è Cristina qui, approfittiamone prima del dolce magari, che così almeno poi dopo c'è no, sì, per te non c'è in questo momento, siediti giù. Ecco. No, no dai, diamo la parola a Cristina un po', che almeno ci racconti quello che è la sua attività in Europa e che di fatto in qualche modo ci possa anche aiutare per questa fine campagna elettorale. Scusa, Sonia, bravissima, sì. Ci siamo presentate prima. Okay. Camilla? Non ti ho mai conosciuta. No, infatti, ma la tua fama. Anche se hai la bocca piena di bicchiere. Sta attaccando manifesti. Hai visto Tiziana? Come si suol dire, il salado. Il salado, come si dice, esatto. Allora, riprendiamo, come avete visto è arrivata Cristina Guarda, e poi c'è il momento del dolce, quindi ve lo ricordo anche così non fuggite, dolci fatti in casa mi dicono, quindi sicuramente buoni. Quando tu arrivassi, Cristina, c'è stata la presentazione dei candidati e delle candidate. Il punto su questa campagna elettorale del Veneto: Cristina, prima di diventare europarlamentare, è stata per 2 mandati quasi, perché poi non ha concluso il secondo perché è stata eletta in Europa, ha fatto la consigliera regionale del Veneto, quindi insomma sicuramente può portare un'esperienza importante di impegno, di attività, di iniziative ed altro, ed è sicuramente la consigliera che più si è impegnata per esempio sul tema dei PFAS, insieme per ricordare che a differenza di altre forze politiche abbiamo sempre dato il giusto riconoscimento al lavoro sia delle associazioni sia dei comitati e comitate. Mai nessuno si è fatto, come dire, ci siamo presi il merito rispetto a iniziative fatte da altri, ma si è sempre collaborato naturalmente all'interno delle istituzioni, chi era all'interno delle istituzioni, e al di fuori chi ha fatto tutto questo. E per quello che poi Cristina, lo dico tranquillamente, ha questo importante credito che le viene riconosciuto a livello regionale, ormai insomma anche ad altri livelli, perché logicamente è in Parlamento europeo, però le viene riconosciuto proprio sia questa capacità sia questo impegno che ha sempre messo e che sta mettendo anche nel Parlamento europeo, e lo vediamo anche dalle tante attività che presenta praticamente settimanalmente che vengono fatte da lei sia in termini di Parlamento sia di te. Dire che c'è una continuità sul lavoro che lei ha fatto in questi anni in Consiglio regionale con i consigliere, speriamo un numero più alto possibile, che verranno eletti in Consiglio regionale del Veneto. Quindi c'è una via tracciata, la possiamo seguire, possiamo sicuramente migliorare, ampliare, eccetera, eccetera, però voglio dire non partiamo dal nulla, partiamo da un lavoro importante e riconosciuto. Lascio la parola a Cristina. Sì, grazie. Io vi ringrazio tantissimo di questo invito, davvero piacevole, perché sono molto contenta di concludere a Verona, perché ammetto che anche l'anno scorso ho concluso a Verona la mia esperienza di campagna elettorale europea, mentre ad un incontro, tra l'altro organizzato... E ha portato bene. Ha portato bene. E speriamo che porti bene per Verona, perché Verona ha necessità di essere rappresentata in Consiglio regionale in maniera determinata, in maniera coerente rispetto alla materia ambientale, rispetto alla prevenzione, e senza, senza nebbie, no? Abbiamo bisogno di rappresentanti politici che siano chiari, netti, che non si lasciano trasportare rispetto a dove va il vento. Perché purtroppo quando si entra all'interno di un'istituzione molto spesso ci si rimane incastrati, no? Si rimane incastrati in questo istituto di AVS, sono persone che sono sempre propositive, non sono persone che denunciano e basta, ed è questo secondo me uno dei valori aggiunti più importanti di questo gruppo e rete di persone. E poi c'è il grande problema del rischio di staccarsi dalle necessità del territorio, perché una volta che sei a Venezia pensi di avere esaurito il tuo lavoro relazionandoti semplicemente con alcune categorie, quelle che magari hanno un po' più la voce forte, per cui rappresentanze importantissime, rappresentanze di imprese, rappresentanze eccetera. Sono importantissimi e sono necessari, rapporti da costruire in maniera intensa e determinata con loro, con tutti loro, ma l'esperienza specie vissuta in ambito agricolo è che molto spesso il rapporto poi diretto con chi è interessato proprio nelle vie meno battute dagli altri politici eccetera sono quelle che ti restituiscono molta più chiarezza rispetto alle necessità di quei territori lì. E quindi il lavoro da consigliere regionale mi manca tanto.
ve lo dico con estrema franchezza, perché sulla è un mondo straordinario, perché a me piace moltissimo lavorare in un ambito internazionale, perché mi piace trovare mediazioni fra tutti, anche all'interno dei Verdi di ogni nazione diversa, perché ognuno ha delle priorità, delle sue necessità specifiche, no? E quindi questo lavoro di diplomazia a me piace da matti, però oggettivamente parlando è duro uscire dall'istituzione e non trovarsi con gruppi locali, non trovarsi a dover prendere la macchina e fare chilometri e chilometri per raggiungere le comunità meno ascoltate. Un po' di inventarmi come fare, no, a tenermi in relazione, perché ho questo problema che non riesco a di farti l'orto piuttosto che di andare a fare il tuo lavoro di prima lo stesso, eccetera, no? Ecco, se decidi di farlo bene, ti ci dedichi con l'anima, hai la possibilità davvero di trattare delle necessità, argomenti, momenti di discussione, battaglie, eccetera, di cui vedi davvero il cambiamento poi nella vita delle persone. A me è capitato perché alla fin fine hai la possibilità di risolvere problemi legati anche semplicemente alla fornitura di dispositivi necessari per una persona con disabilità, una persona non autosufficiente, e la famiglia magari del tuo paese disperata cerca sostegno, aiuto, una risposta che non riesce ad avere dalle istituzioni. E quindi il tuo lavoro di connessione con il lavoro che comunque le relazioni che hai costruito prima con l'azienda sanitaria, per esempio, ti permettono di raggiungere una soluzione che può essere anche la risoluzione di un problema di una singola persona, di una singola di un piccolo gruppo di persone. E questa cosa qua a me svolta un po' le giornate, perché quando si è in consiglio regionale si è poi dopo travolti magari da discussioni che sono anche difficili da dover gestire, no? Un po' stomachevoli alle volte, no? E quando ti ricarichi grazie al lavoro della comunità, grazie alla relazione con pezzi di comunità che siano piccoli o grandi, lì riesci a ritrovare la motivazione. E io vi auguro di poter fare questa esperienza qua, perché io l'ho fatta appunto da quando avevo 25 anni senza mai nemmeno pensare che avrei potuto entrare in quell'istituzione lì, però vi auguro davvero di poterla fare, perché è difficile, sì, ha travolto la vita e me l'ha presa tutta, però davvero è una di quelle istituzioni per cui davvero ne vale la pena. Ne vale la pena perché puoi lavorare su diversi temi e poi su tantissimi temi e puoi generare davvero delle interconnessioni pazzesche. Auguro che Verona possa avere un rappresentante capace di fare questo tipo di lavoro e di esserci nei temi non perché è interessato alla prossima candidatura, ma di esserci perché ci tiene davvero al benessere di quelle persone. Vivere l'esperienza da consigliere regionale, l'unica in Veneto per Europa Verde, no? E dovermi occupare di territori che non erano per me di interesse elettorale per quanto riguarda il percorso regionale, è stato bello, perché proprio sentivo anche il dovere di rappresentare a prescindere proprio dagli obiettivi, e ho potuto apprezzare questa libertà nel non sentirmi legata al ruolo, ma sentirmi legata all'obiettivo che dovevo portare a casa insieme con tutta Europa Verde, insieme con AVS poi e insieme, e quindi con Sinistra Italiana, insieme con i cittadini che avevano posto fiducia in noi. E questo è un grande privilegio, scoprire davvero di fare questo, scoprire che è più importante, piuttosto che la rielezione, è più importante esserci, è penso un'esperienza umana estremamente importante, per cui è un buon esercizio quello di tutti i candidati di AVS, che mi hanno testimoniato tutti, non essere attaccati alla poltrona, non voler occupare un posto, ma voler esserci perché si vuole generare progetti che abbiano valore nel tempo. È più importante che ho portato a casa dopo questi 9 anni e mezzo in consiglio regionale, e mezzo quasi, no, anno poco più, gravidanza e maternità comprese, che sono riuscita a portare dall'esperienza europea. E vi auguro, ecco, di poter lavorare in un ambiente politico diverso, in un ambiente politico più differente. Io ho passato specialmente i primi 5 anni in un consiglio regionale sterile di discussione, in cui la maggioranza era fatta essenzialmente, aveva l'ordine di non intervenire, di non parlare, di non dire la propria. Nel secondo mandato, grazie al cielo, sono stati eletti dei rappresentanti anche di maggioranza un po' più liberi di pensiero, infatti non li hanno ricandidati. Ed è questa la differenza tra di politici, di gruppi politici e il nostro. Non abbiamo paura di discutere nelle nostre differenze. Abbiamo preso 2 partiti
anche con delle priorità differenti pur, come dire, complementari, e siamo riusciti a metterle insieme. Ci sono ovviamente difficoltà, ma non si deve aver paura di queste, e bisogna continuare a sperare di costruire una politica che sia fatta davvero sulla base di un rapporto di amicizia e di fiducia vera, reciproca, ed è questo che spero in AVS, per AVS, spero per chiunque si avvicini alla politica, che sia in una maniera o nell'altra. Spero che riesca a fare esperienze di unità e di connessione, di rapporti umani forti, così come quelli che ho potuto fare io, che sono sicura che voi nelle vostre esperienze avete fatto. Vi sarò vicina in ogni modo, e che Verona possa avere davvero dei rappresentanti che mettono ambiente e sociale prima di qualsiasi interesse, pure dei propri personali. Ve lo auguro tantissimo, e viva Verona, votate per AVS, votate per i nostri candidati. Grazie a Cristina, e riprendiamo quindi con la musica di Michele, che non chiamiamo più bomba atomica perché siamo contro l'energia nucleare, quindi, quindi mi dispiace, dovrei cambiare nome, Michele. E c'è il momento del dolce, quindi poi insomma possiamo... Michele pala eolica, potrebbe già andare, è già meglio, potrebbe anche andare. Ok? Bene. Grazie. Grazie Cristina. Grazie a voi. Non ho parlato di quello che faccio in Europa, però. No, va bene. Era assolutamente tema libero, quello che volevi. No, anche perché per noi era importante. Ma finire che finisco sempre